Andumare, guardate che riesci, guardate qua. Poteva essere croccante quando viene mangiata, mamma mia. Un piatto fresco, semplice e facile da fare, lo dovete provare. No, non facciamo il solito prima, facciamo polpatelle fritte, però ripiene da capo, facciamo aglia, olive nere, capperi e petrusina. Amuci e Mauro, mettiamo prima un'oliva all'interno della testina, guardate qua, poi mettiamo qualche cappero, un po' d'aglio, pochissimo, e poi mettiamo una poca petrusina all'interno, vedete? La testina, poi che facciamo? Lo prendiamo, lo infariniamo tutto per bene, assicuratevi che è tutto per bene pure all'interno della testina, vedete? E lo mettiamo qua e facciamo altri polipetti così. Mettiamo i polipetti una alla volta, guardate a casa bellezza. Poteva essere croccante quando viene mangiata, mamma. Abbiamo tolto, guardate si può dire, mamma mia che spettacolo. Allora sono asciutti, guardi l'olio e l'urdes, nemmeno una calata ne state escino asciutti per poterlo, guardate qua, che spettacolo. C'è pure la parte soia, allora un po' di rughetto sotto per aggiustare, vediamo i polpatine tanto bella, guardate qua che spettacolo, si può dire, guardate. Polpatine ripiene di olive nere, capperi, prezzemolo e aglio. E poi ci fatto un bello contorno, pomodorini, un pizzico di olio, con l'olio extravergine, un po' di sale, un po' di proteine sempre a cascata, ci buttiamo e ci mettiamo due olive nere, ma pure inter, ma due olive nere. Mentre la polpatella non va tagliato, si mangia come la mozzarella, se lo tagliata potete solo a metà, invece vediamo a così, con tutta l'imbottitura, oliva nera, capperi, aglio e petrusina, così. Mamma mia. È una goduria. Il passaggio sempre, però quando una cosa mi piace, è ben saporita, è bella, appresso a me, è come mangiarsi lo stesso voi, guardate qua. Guardi, venite. Un piatto fresco, semplice e facile da fare, lo dovete provare. Io vi saluto, vi do un bacio e vi aspetto alla prossima puntata.